Nato ai bordi di periferia, dove è più facile sognare che guardare in faccia la realtà, attaccava così Eros Ramazzotti nel 1986 in Adesso tu, per sottolineare le origini umili e la distanza con i quartieri centrali. Più di 30 anni dopo il rapporto urbano tra centro e Interland rimane problematico. Per questo l'architetto Renzo Piano ha cominciato a lavorare sul tema, ispirando il cosiddetto bando periferie, firmato un mese fa dal governo Gentiloni, per ridare, parole dello stesso Premier, qualità e sostenibilità ai nostri quartieri rimasti più indietro. Il bando prevede 149 milioni per il Veneto, ma cosa ne pensano i veronesi? Si sentono trascurati? O invece nel nord-est le periferie non sono poi così disagiate, come ha detto al Corriere del Veneto Andrea Causin, deputato di Alternativa Popolare e presidente della commissione d'inchiesta competente. Abbastanza sicuro in centro a Verona, mi sembra. Se vogliamo valorizzare un attimino la periferia, bisognerà anche investire, o no? Penso. Decisamente si vive bene con tanto di cappello a tosi, anche se non sono di destra. Un paese che sarà il suo degrado, la sua delinquenza, cioè penso che sia una cosa normalissima, insomma, ecco. Se metterci un po' le mani bisognerebbe, perché abbiamo delle zone molto molto belle, altre invece che ahimè a passarci la sera viene un po' da tremare le gambe, nel senso che io non mi ci vedo con la famiglia in certe zone a Verona.